Allora, buongiorno, siamo a Castelfranco e io sono con Eva Liberalato, che è la candidata all'uninominale qui per Castelfranco ed è una cittadina di Castelfranco, una cittadina particolare perché è da un anno che presta gratuitamente la propria consulenza al punto SOS di Castelfranco, che appunto è nato un anno fa. Eva è un avvocato, si occupa soprattutto di ricorsi contro Equitalia, recupero crediti, quindi assistenza giuridica in questo senso, e i cittadini di Castelfranco ti hanno scelto, gli attivisti di Castelfranco ti hanno scelto per concorrere appunto al collegio uninominale e quindi possibilmente entrare in Parlamento e prestare le tue competenze, perché al di là di chi dice che non abbiamo competenze, siamo la classe politica con la maggior percentuale di laureati attualmente in Parlamento. Quindi Eva, se ce la farai, darai un contributo proprio professionale in questo senso. Assolutamente, spero di poterlo fare e credo che a prescindere dal voto sia necessario che tutti noi ci diamo da fare, perché abbiamo dei figli, viviamo in questa società e quindi dobbiamo cercare di fare quello che possiamo. Io per parte mia, se ci riuscirò, potrò mettere a disposizione le mie competenze in ambito legale e c'è tanto da migliorare. Bene, quindi un appello per tutti, diamoci da fare ciascuno nel proprio campo e votate la Liberalato qui nel collegio di Castelfranco all'uninominale.